Siamo in compagnia di Edoardo Granel, tecnico della BDL Minimotor Correggio, prima sconfitta in campionato per la formazione correggese nello scontro al vertice contro il Breganze, stop per 8-3, una partita che analizziamo in questo momento. A caldo, cosa pensa Edoardo Granel? A caldo che noi abbiamo fatto un molto buono primo tempo. Nel secondo sicuramente abbiamo calato un attimo e loro penso che non hanno sbagliato o hanno sbagliato poco davanti porta e quello sicuramente è stata la differenza. Nel secondo tempo non abbiamo giocato male, però sì che ci ha fatto fatica arrivare a porta. Però si deve riguardare la partita. Sapevamo che questo momento arrivava la sconfitta. Dai, niente, a rifarci e a guardare avanti e continuare a lavorare. Analizzando il primo tempo, una prima parte dove abbiamo visto equilibrio, ma due squadre che se la sono giocate, che hanno dimostrato secondo me di meritare di essere al vertice di questo campionato. I due gol del Correggio, il 2-0, anziché aiutare il Correggio ha sbloccato il Breganza. Sì, noi abbiamo fatto il 2-0, abbiamo sbagliato dopo due punizioni in più, quindi era per metterci quasi 4-0. Sì, loro hanno fatto il 2-1, dopo il 2-2, errori nostro di contropiedi, hanno generato il suo vantaggio per il gol. Questo così, penso che è stato per la gente che viene, per il pubblico, è stato un bel spettacolo, questo è importante, era un palazzetto quasi pieno e noi cerchiamo anche questo, l'aiuto del pubblico, della gente e niente, a continuare. Bilancio a fine girone d'andata, 7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Sappiamo che in questo momento il posizionamento in classifica conta fino a un certo punto. Però immaginiamo che Edoardo Granel sia soddisfatto della sua squadra e del percorso dei suoi in questo girone d'andata. Sì, questo è chiarissimo, sì. Penso che nessuno di noi nella squadra ci aspettava a fare soprattutto questi risultati. Sempre si cerca, no, di fare il meglio, però di fare quasi tutto il girone senza perdere una partita, tanta roba. Penso che siamo tutti soddisfatti di questo. In bocca al lupo Edoardo Granel per il proseguimento e per il girone di ritorno del Correggio Hockey. Crepi, grazie mille.